La casa è soltanto un peso. Quello che fino a prima della crisi economica era considerato un investimento sicuro, ora sembra essere diventato solamente un fardello che pesa sulle spalle di famiglie e imprenditori, che mette a rischio le loro attività. Negli ultimi 5 anni la tassazione sulla casa è quasi raddoppiata, mentre il suo valore economico è sceso in media del 15%. A darne notizia è l'ufficio studi della CGA, che allarmata afferma che questi due fenomeni, da una parte l'incremento del prelievo fiscale sulle abitazioni e dall'altra la riduzione del loro valore di mercato, hanno contribuito a ridurre la ricchezza degli italiani. In un'abitazione di tipo civile, per esempio, tra il 2010 e il 2014 il valore di mercato è sceso da 200.000 euro a poco meno di 170.000, mentre le imposte ordinarie come i rifiuti e la Tasi sono aumentate del 104%, da 300 euro a 611 euro. Cifre quasi analoghe per quanto riguarda le abitazioni di tipo economico. La situazione si ripercuote poi sulle attività economiche che ruotano attorno al comparto casa. Sempre la CGA rivela che molti artigiani dell'edilizia, del legno e del settore dell'installazione degli impianti sono stati costretti a chiudere le proprie attività o, nella migliore delle ipotesi, a ridurre il personale. Bortolussi, presidente della CGA di Mestre, propone una via di fuga. Bisogna puntare, dice, sulla riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Solo così si possono creare nuovi posti di lavoro e uscire dalla crisi, ma è necessario, continua, che il carico fiscale sul mattone subisca una netta flessione.